Assegnazione case popolari a Treviso, l'accusa dei leghisti. Residenze regalate in via della casa comunale, indirizzo fittizio a cui fanno riferimento per lo più sbandati ed extracomunitari senza fissa dimora. C'è un caso che grida vendetta, un signore straniero che era residente a Paese, che è stato cancellato dalle liste dell'anagrafe di Paese per irreperibilità. Il comune di Treviso gli ha regalato la residenza in via della casa comunale, che è un indirizzo fittizio che non esiste, e subito dopo gli ha dato la casa popolare. Ma non basta. Secondo lo studio censito dei candidati consiglieri della lista Zaia Gentilini, le 12 case di edilizia popolare a Treviso nel 2017 sarebbero state assegnate in base a una graduatoria provvisoria e senza alcun rispetto di chi invece era in lista da anni come previsto dal bando. Sono state fatte tutte per andare a regolarizzare una precedente assegnazione fatta in via provvisoria, quindi senza attingere al bando. Quindi significa che sono state fatte a persone che non avevano bisogno? Che non avevano assolutamente bisogno e tantomeno diritto, sono state solo regolarizzate, è stato una specie di condono. Risicata inoltre la percentuale delle case assegnate a italiani e trevigiani è pari soltanto al 30%, leghisti che vogliono reintrodurre il requisito di residenzialità, detto anche di trevigianità. Assolutamente sì, ma non solo. Noi vogliamo entrare nelle istruttorie delle emergenze abitative perché dobbiamo finire di premiare chi effettivamente non ha bisogno e che si dimostra, tra virgolette, un finto povero.